TG, una buona giornata, una buona domenica a tutti e tutte voi. In apertura torniamo a occuparci anche oggi dei femminicidi che si sono verificati nell'ultima settimana nella nostra regione, 2 nel Vicentino, 1 nel Padovano. Restiamo proprio nel Padovano perché ci sono tantissimi fiori che sono stati posti proprio davanti alla casa di Doriana Cerqueni, la sessantenne che è stata ammazzata dal padre 88enne che poi lo ricorderete, si è tolto la vita. Parla il figlio della donna. Abbiamo perso una grande donna, il collante della famiglia. Sono le uniche parole che Michele Nicoletti, figlio di Doriana Cerqueni, ci dice a telecamere spente. Sconvolto, distrutto dal dolore, la madre, uccisa con 2 colpi sparati a bruciapelo da un nonno che lui non aveva mai conosciuto. Michele ha un solo ricordo di Stelio, un uomo pieno di rancore che aveva visto una sola volta. C'è da chiedersi perché una persona del genere avesse un'arma, ci dice Michele prima di rientrare in casa. Un cartello chiuso per lutto e i fiori colorati, quello che resta della tragedia che si è consumata ieri qui a Rubano. Stelio Cerqueni, 88enne di Monfalcone, si è presentato all'ora di pranzo nel giorno del 60° compleanno della figlia Doriana, una visita che lei certo non si aspettava. La donna è uscita in strada ed è iniziata la lite. Il padre anziano ha estratto l'arma e ha fatto fuoco, prima contro la figlia e poi un proiettile l'ha riservato per lui. Un omicidio quasi sicuramente premeditato, visto che è partito da Monfalcone armato. All'origine del gesto un risentimento che durava da oltre 30 anni nei confronti della figlia, che aveva sposato il suo ex socio in affari, Galdino Nicoletti. Doriana era molto amata dalla sua famiglia, ha cresciuto i 3 figli avuti dal marito durante un primo matrimonio come fossero suoi e poi era nato Michele, che oggi deve affrontare la perdita della mamma in un modo che mai avrebbe mai immaginato. La procura ha aperto un'indagine che verrà archiviata per la morte del reo. L'arma usata da Stelio Cerqueni per uccidere è stata sequestrata. E anche a Monfalcone, dove viveva appunto Stelio Cerqueni, c'è un'intera comunità sotto shock. La sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint, aveva conosciuto l'uomo. Quindi le dico, io sono rimasta veramente sbalordita anche per il tipo di persona molto pacata, tranquilla che ho incontrato. Sulle prime, il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, stentava a credere che Stelio Cerqueni, quell'88enne gentile, mite, dal fare affabile, che aveva incontrato per problemi familiari legati alla moglie Rosetta, fosse stato capace di un gesto così terrificante, uccidere la figlia 60enne sparandogli con una pistola per poi togliersi la vita. Io ho conosciuto il signor Cerqueti perché 2 volte è venuto da me, abbiamo anche affrontato un tema che gli stava molto a cuore, anche risolvendolo. Tra l'altro un tema che non aveva attinenza con problematiche di tipo comunale, però la persona anziana mi aveva fatto veramente tenerezza, insomma avevo attivato un percorso con un professionista e stava risolvendo questo professionista il tema, che però non era un problema suo ma era un problema che aveva in famiglia, ecco. Quindi una persona sì, gentile, per bene, una persona che anziana, assolutamente padrone di sé, con un eloquio anche di un certo livello, e veramente quando ieri ho appreso di questa notizia sono rimasta prima di tutto sbigottita e poi anche molto rattristata. Cerqueni, nativo di Capodistria, aveva anche riferito al sindaco Cisint dei suoi problemi di salute, oltre che dei problemi della moglie, la 57enne, conosciuta in qualità di badante. Mi aveva detto che non stava affatto bene, che aveva un problema di salute importante e la preoccupazione che aveva in quel momento era proprio riferita alla moglie. Lui non ha mai parlato però né con me né con gli altri della figlia in nessun modo. L'uomo, che doveva andare a Padova per farsi operare al ginocchio, pur essendo in baruffa, come si dice dalle nostre parti, con la figlia, di cui non accettava il matrimonio, non amava farne menzione con alcuno. Lui però probabilmente aveva questo tarlo dentro di sé, che poi non lo so come sia potuta diventare, acuire così tanto per arrivare al gesto che ha fatto, no? Perché insomma ha fatto un gesto gravissimo. Doriana Cerqueni uccisa nel Padovano, Rita Menzi e Alessandra Zorzin uccise nel Vicentino. Proprio a Vicenza si è tenuto un corteo silenzioso per dire no alla violenza sulle donne, ma ne parliamo subito dopo la pausa.
Siamo nuovamente in diretta, dicevamo Doriana Cerqueni nel Padovano, Rita Menze e Alessandra Zorzin nel Vicentino. Una lunghissima lista a livello nazionale di donne che sono state uccise dall'inizio dell'anno a oggi, tanto che a Vicenza si è svolto un corteo silenzioso, 1 migliaio le persone che hanno preso parte a questa manifestazione per dire no alla violenza e soprattutto dire basta ai femminicidi. Alessandra e prima Rita, una scia di sangue che ha sconvolto il Vicentino, 2 femminicidi nel giro di una settimana, donne uccise a colpi di pistola sparati a sangue freddo, al volto, quasi a volerne cancellare l'identità. Per dire basta alla violenza, per dare voce a chi voce non ne ha, a Vicenza è stato il giorno della marcia silenziosa. Sarà un silenzio pesante, è pesante la situazione, non va sottovalutata, dobbiamo lavorare con tutto il sistema, quindi il sistema giustizia e le forze dell'ordine per prevenire il più possibile questi casi. 1 migliaio i partecipanti, decine gli amministratori vicentini che hanno aderito, chi con la fascia tricolore al petto, le associazioni delle donne, del centro antiviolenza, la diocesi, molti anche gli uomini che hanno aderito e tantissimi altri che si sono uniti al corteo lungo il percorso che da Campomarzo ha sfilato lungo Piazza Castello, Corso Palladio, per poi arrivare in Piazza dei Signori e terminare con un lungo applauso. Una donna posa una rosa sullo striscione, mentre su un cartello fai da te campeggia meno violenza, più rispetto. Intanto dall'inizio dell'anno sono cresciuti in maniera esponenziale, complici in parte l'effetto pandemia, i casi, ben 111 seguiti dal centro antiviolenza. C'è bisogno di ritrovarsi un patto di solidarietà che riguarda tutti, credenti, non credenti, e anche una marcia può essere davvero un modo per stare vicini e camminare insieme. Non bastano purtroppo le leggi che ci sono e sono buone, i finanziamenti sono necessari, li abbiamo, li stiamo implementando anche per i centri antiviolenza, ma dobbiamo agire sulla cultura a partire dalle scuole. Proprio su questa educazione all'interno delle scuole per combattere la violenza contro le donne, su questa cosa hanno battuto sia gli amministratori che erano presenti all'iniziativa, ma anche la gente comune. Aumentano gli assassini all'interno della famiglia, vittime soprattutto le donne, uomini gli autori. Si allunga così la pagina nera dell'uccisione delle donne che sta diventando una costante sul territorio nazionale ma anche su quello locale della provincia di Vicenza. Penso che dovrebbero fare qualcosa a frenare, perché per esempio se una moglie denuncia il marito devono soccorrere in qualche modo, non lasciare in balia di se stessa. È sintomo di qualcosa della società che sta cambiando? Sì, siamo noi che stiamo cambiando completamente. Per conto mio succede dopo il Covid. Quando si va alle forze dell'ordine per fare una denuncia, loro dovrebbero seguire queste donne. E invece poverine sono abbandonate a loro stesse. Per la maggior parte delle volte si tratta di delitti passionali che non accadono mai senza motivo. Le paure e i problemi vengono spesso denunciati dalle vittime stesse, le quali chiedono aiuto che molte volte viene negato. Se lo Stato iniziasse a fare qualcosa a riguardo sarebbe meglio. È la malattia, ormai la malattia del secolo, quindi o risolviamo la situazione a livello legislativo quanto prima e interveniamo nella certezza della pena, oppure si andrà sempre peggio, credo. Violenze dentro le mura domestiche, fatti privati che però non devono essere estranei alla giurisdizione e alla politica. Ci sono anche ancora tanti uomini che vogliono predominare e che devono cambiare il loro modo di pensare. Ci vuole un po' di più rieducazione. E tra l'altro anche nella Marca, anche nel Trevigiano, sono sempre più numerose le donne che si appellano al telefono rosa, che chiamano il telefono rosa perché vittime di violenza, soprattutto in casa. Pochi giorni fa una donna è stata accolta dall'associazione Telefono Rosa e portata in una struttura protetta della Marca. È una delle tante, delle troppe vittime di violenza. Dopo i femminicidi nel Vicentino torna sotto i riflettori un fenomeno che si è aggravato ancor più con la pandemia. Le donne, soprattutto nel lockdown, chiuse in casa vicino al loro compagno violento, è chiaro che spesso telefonavano andando in bagno, di nascosto, noi non potevamo richiamare, senz'altro la pandemia ha aggravato.
Sono state tantissime le chiamate arrivate a Telefono Rose, donne che chiedevano aiuto, molte hanno trovato la forza di farsi aiutare. Abbiamo accolto 115 donne e l'anno scorso 180. Un fenomeno, quello della violenza sulle donne, che dovrebbe essere sradicato dalla radice. Finché noi pensiamo di risolvere il problema prendendosi cura della donna violata, della donna succube, della donna che per fortuna prende il coraggio a due mani e viene a denunciare, questo problema non potrà mai sradicarsi. La rete tra le forze dell'ordine, le associazioni, le istituzioni c'è, ma bisogna agire anche nelle scuole, bisogna fare prevenzione. Cerco di fare nelle scuole sempre più una prevenzione, una formazione dei docenti perché a loro volta possano formare i bambini e le bambine, i ragazzi e le ragazze. Perché maschi e femmine si nasce, ma uomini e donne si diventa. Poi aggiunge: o la scuola riesce a accompagnare questa maturazione dell'identità di genere in modo di avviare tutti verso la parità, o altrimenti succederanno ancora queste cose. L'appello a tutte le donne che si trovano in una situazione di pericolo a non aspettare, a non pensare che la situazione possa cambiare, ma chiedere aiuto. C'è una rete al di là del telefono rosa che cerca di intervenire per proteggere queste donne in difficoltà. Magari parlare confidarsi, non vergognarsi, parlare con le amiche e senz'altro aprendosi troveranno qualcuno che le indirizza dalla parte giusta. Ci occupiamo adesso della situazione Covid, la Regione pronta per la terza dose da destinare alle categorie più fragili, malati cronici ma anche anziani. Terza dose di vaccino anti-Covid e aumenti di prenotazioni delle somministrazioni a seguito del decreto che prevede l'obbligatorietà del Green Pass nei luoghi di lavoro. La Regione sta lavorando a pieno ritmo, soprattutto per tutelare le fasce più fragili, malati cronici e anziani. Abbiamo individuato la prima categoria, quella che dobbiamo mettere in protezione, i cosiddetti super fragili, le persone con immunodepressione forte. Sono in Veneto 72.000 circa e i centri di riferimento regionali li stanno già chiamando, quindi ci sarà una chiamata diretta e inizieremo anche lunedì a Treviso con il commissario Figliuolo. Nel frattempo stiamo predisponendo anche tutte le azioni per entrare subito nelle case di riposo, quindi le strutture stanno già raccogliendo i consensi informati e le USL si stanno organizzando per mandare le task force per la protezione all'interno di queste strutture. E per quanto riguarda la campagna vaccinale, siamo passate dalle 2.000, 4.000 alle 9.000 prenotazioni giornaliero e l'invito che noi facciamo è a tutti di prenotarsi adesso, perché adesso abbiamo vaccini e slot liberi, le agende sono aperte fino al 30 di settembre, perché se partirà in maniera effettiva e capillare la terza dose è chiaro che noi avremo delle priorità rispetto ai soggetti da mettere in protezione. E a proposito di vaccinazioni e nuovi casi positivi, vediamo allora com'è la situazione, così come ha divulgato Azienda Zero, la situazione delle ultime 24 ore. Allora, oggi si sono registrati 364 nuovi casi positivi, andando a vedere invece com'è all'interno degli ospedali. In area non critica un paziente in meno, un paziente in più invece in terapia intensiva. Un dato più che positivo è questo zero persone che invece nelle ultime 24 ore hanno perso la vita, quindi molto bene. Per quanto riguarda invece le vaccinazioni, sono state, allora, 16.728 sono le dosi che sono state somministrate nelle ultime 24 ore. Di queste 6.071 sono prime dosi, 10.657 sono invece i cicli completati. Il totale vaccinazioni è di 6.686.400, quindi insomma numeri decisamente positivi, anche se si considera che la percentuale delle dosi somministrate in base a quelle fornite è pari all'89,5%. E in prima linea sono soprattutto medici, infermieri, chi si trova all'interno degli ospedali, che in questo momento particolare, dopo 2 anni di lotta per combattere e contrastare il coronavirus, sono decisamente stremati.
La situazione è sostanzialmente in una fase di stallo e anche un po' di calo dei contagi. Andrea Gregori, segretario vicentino del Nursind, ogni giorno lavora nel lab di Torri di Quartesolo. Questa è una delle prime linee nella guerra al Covid, un osservatorio da cui si può avere una panoramica di come l'epidemia si stia evolvendo. Nella zona tamponi si è rivisto un incremento dei ragazzini che tornati in classe hanno avuto più contatti. La variante Delta è la più diffusa e si fa sentire, ma in ospedale al San Bortolo la situazione è sotto controllo. Tra malattie infettive, pneumologia e terapia intensiva viaggiamo tra i 24 e i 28 ricoveri settimanali. Dal punto di vista delle nuove aperture abbiamo 8 posti letto aperti in medicina per accogliere quelle persone che non sono ancora dimissibili e che hanno bisogno ancora qualche giorno di ricovero. L'attuale ondata insomma non sta creando allarmi, i ricoveri non stanno saturando gli ospedali e quindi non si giustificherebbero nuove limitazioni. Certo, il personale sanitario al secondo anno di lotta in prima linea oggi è sfiancato. Il personale è molto sfiancato da questa esperienza perché siamo a quasi ormai 2 anni di pandemia e sono venute avanti anche alcune sospensioni nei servizi per chi non si era vaccinato e quindi chi resta deve fare il doppio del lavoro. Però, ripeto, la prospettiva con la vaccinazione è di non andare incontro all'epidemia come l'anno scorso. Dopo la pausa vi parliamo di una storia che ha decisamente dell'incredibile, tra pochissimo. Rieccoci in diretta, vi dicevo poco fa una storia che ha dell'incredibile che arriva da Curtarolo nel Padovano, dove un artigiano, pur essendo positivo al coronavirus, è andato lo stesso a lavorare, si è mosso senza problemi per il paese, adesso rischia l'arresto e ai vigili che l'hanno fermato ha detto: il Covid è una cavolata. Sentiamo. Nonostante fosse positivo al Covid, se ne andava al lavoro girando per tutta la regione. Ora un artigiano di Curtarolo rischia l'arresto e una pena fino a 18 mesi. Il quarantenne, dopo aver eseguito un tampone rapido in farmacia per avere il Green Pass per partecipare ad una cena, è risultato positivo e non si è mai presentato all'appuntamento per eseguire un tampone molecolare per avere la conferma della positività, rendendosi irreperibile le autorità sanitarie, non rispondendo alle telefonate del servizio di prevenzione dell'USL. Nei giorni seguenti poi ha continuato a lavorare, spostandosi tra vari comuni della regione, fino a quando venerdì sera la polizia locale non si è presentata alla sua abitazione. Anche i vicini hanno confermato che usciva tutti i giorni violando l'isolamento fiduciario. Quando l'artigiano è tornato a casa si è giustificato dicendo che si sentiva bene, non aveva sintomi, ma quando i vigili gli hanno fatto la multa per la violazione delle norme anti-Covid, lui ha risposto che il virus è una cavolata. Ora rischia un'ammenda fino a 5.000 euro e l'arresto. Parliamo di lavoro invece, tra Green Pass, tamponi e vaccinazioni. Dal 15 ottobre il Green Pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori nel settore pubblico e privato, con multe che potrebbero arrivare fino a 1.500 euro per chi non rispetterà le regole. Soddisfatta la CGIL per aver raggiunto l'accordo che evita i licenziamenti, ma torna ad affrontare la questione dei tamponi per una determinata motivazione. Sono 4 milioni i lavoratori italiani non ancora vaccinati e quelli veneti potrebbero avvicinarsi più o meno ai 400.000. Allora, se anche decidessero tutti di prenotare oggi stesso la vaccinazione, ci vorrebbe comunque del tempo per ottenere la prima e poi la seconda dose. Il problema è che non decideranno tutti oggi, perché chi non sia ancora immunizzato evidentemente nutre ancora dubbi, timore, paure, che sono stati anche alimentati da scelte contraddittorie e altalenanti delle autorità politiche e sanitarie dei mesi scorsi, cito su tutti il caso AstraZeneca, per non parlare della grande confusione generata da un dibattito pubblico e politico che francamente non è stato all'altezza. Questi lavoratori, io questo ci tengo a sottolinearlo, non sono no-vax ideologici, non vanno demonizzati o puniti, ma vanno convinti e accompagnati a fare la scelta giusta. E da qui nasceva la nostra proposta sulla gratuità temporanea del tampone. Sottolineo l'aggettivo temporaneo. D'accordo a 360 gradi con l'estensione del Green Pass con turismo. Lo accolgo come un provvedimento tardivo, nel senso che sarebbe stato meglio farlo prima, comunque meglio tardi che mai.
come correttamente ha esposto lei, nessuna delle federazioni componenti Confturismo ha mai avuto delle obiezioni, tranne la preoccupazione di alcuni all'interno di FIPE che pensavano che con l'adozione del Green Pass avrebbero avuto problemi nella gestione dei ristoranti. Invece ultimamente sento dire da più parti, da parte proprio dei rappresentanti della FIPE, che in realtà anche nei ristoranti che erano valutati come la parte più critica, diciamo, nell'applicazione del Green Pass c'è il via libera assoluto, sono contenti e soddisfatti, le paure che avevano sono svanite, stanno lavorando in una situazione di sicurezza, per cui sicurezza per chi lavora, sicurezza per i datori di lavoro e sicurezza soprattutto per gli ospiti, che siano dei ristoranti, che siano degli alberghi, che siano di tutto. Quindi favorevolissimi all'adozione del Green Pass. È mondo del lavoro, ma è mondo anche della scuola, con, sappiamo benissimo, il personale scolastico che deve, obbligato a presentare il Green Pass quotidianamente all'ingresso, e anche tutta la questione legata al trasporto scolastico soprattutto. È un problema che dovremo affrontare, c'è una percentuale fisiologica anche all'interno dei nostri dipendenti pubblici che non si dota di Green Pass. Applicheremo le regole, verranno sospesi dal servizio senza stipendio coloro che non hanno il Green Pass e ci attiveremo per le procedure di sostituzione di questi dipendenti. Pronti a sostituire i dipendenti pubblici senza Green Pass, a cominciare da quegli autisti della MOM che non provvederanno a vaccinarsi o a effettuare il tampone. Le proiezioni al momento non sono da sottovalutare, soprattutto se si guarda all'aspetto organizzativo e al fatto che spesso gli autisti di pullman non sono facilmente reperibili. Siamo nella media del 10-15% da quel che mi dicono un po' in generale, che sostanzialmente è quel che circola anche a livello nazionale. La linea della provincia, ente competente in materia di edilizia scolastica e trasporti, è questa: 2 giorni dall'ok all'estensione dell'obbligo di Green Pass a tutti i lavoratori pubblici e privati e a 1 settimana esatta dall'inizio della scuola, avvio che, dice il Presidente, è stato positivo nel terzo anno contrassegnato dalla pandemia. Sono state messe in pista delle corse aggiuntive, sono stati messi in pista degli steward che controllano a terra la capienza degli autobus e ribadisco, movimentare 39.000 studenti non è cosa che possa non avere qualche piccolo margine di miglioramento. Altro fronte, quello dei docenti già sospesi per non aver presentato il Green Pass e che si trovano ora senza stipendio, 10 nella Marca, numeri che sono ridotti anche nel resto del Veneto a fronte di 95.000 insegnanti e collaboratori scolastici. E a proposito dei prof Novax, dall'assessore regionale Donazzan arriva un appello. Anche sul tema delle vaccinazioni, visto che stiamo spiegando, si abbassino i toni, si spieghi, si cerchino i medici, perché io sono vaccinata, ma devo anche rispettare chi non può o non vuole essere vaccinato. Abbassare i toni significa non essere alla caccia all'uomo, perché la caccia all'uomo poi porta a delle degenerazioni e gli estremismi portano a delle degenerazioni da una parte e dall'altra. E a fare un bilancio anche di questa prima settimana di scuola è il provveditore agli studi di Vicenza. Siamo sempre in allerta, siamo sempre in questa fase di emergenza, non possiamo dimenticarci che nonostante il Green Pass, nonostante le buonissime abitudini che si sono prese, quella di disinfettarsi prima di entrare, di misurare la temperatura eccetera, il Covid esiste ed è quello il nemico da sconfiggere, non certo il Green Pass. A 1 settimana dall'inizio dell'anno scolastico, il provveditore agli studi di Vicenza ribadisce e focalizza le priorità dei problemi relativi alla pandemia con cui il mondo della scuola si sta confrontando, alla luce anche dei 2 casi di positività già rilevati in questa settimana, una classe delle superiori e una di un comprensivo. Le ultime disposizioni nazionali vanno declinate in chiave locale in funzione delle diverse realtà territoriali. Ad esempio si sono concordate e precisate le modalità degli accompagnatori. Nei cortili, noi in provincia di Vicenza abbiamo stabilito con i dirigenti che i genitori possono portare
magari i ragazzi con la mascherina o altro, cioè nello spazio aperto. Parliamo di edifici adibiti alla scuola. Questo è fondamentale ed era una carenza che avevamo fino a qualche giorno fa, cioè il personale addetto alla mensa, il personale esterno che entra nella scuola deve essere munito di Green Pass. Sul possesso del Green Pass da parte del personale scolastico, il provveditore sottolinea che nel Vicentino non ci sono forti sacche di resistenza nei confronti del provvedimento, un problema che si dimostra circoscritto da alcuni casi e gestito autonomamente dalle singole scuole senza particolari difficoltà. Ci sono delle persone che sono, diciamo, resistenti a questo tipo di disposizioni governative. È una scelta che uno deve fare mentalmente, anche quella di trovarsi ad avere delle sanzioni. Ecco, quindi, però posso dire che sono casi molto molto limitati. Io guardo veramente, non ho numeri precisi, però posso dire che potremmo dire la stragrande maggioranza del personale docente e non docente è vaccinato, ha il Green Pass e non ha creato problemi. Cambiamo completamente argomento e ci occupiamo di una questione allarmante che è stata avanzata dalla CGIA di Mestre. 12.000, forse anche più, le aziende a rischio usura e a rischio chiusura. Se l'effetto delle misure messe in campo per dare liquidità alle aziende venete si sta esaurendo, il rischio che molte di queste diventino insolventi e preda degli usurai è molto elevato. Sono 12.234 le imprese del Veneto in sofferenza, società non finanziarie e famiglie produttrici che, essendo state segnalate come insolventi dagli intermediari finanziari alla centrale rischi della Banca d'Italia, non possono accedere ad alcun prestito erogato dal canale finanziario legale. Una condizione che, secondo la CGIA di Mestre, ne mette in pericolo l'esistenza o, peggio ancora, le espone al rischio usura. In via preventiva bisogna potenziare il fondo di solidarietà, dopodiché dobbiamo aiutare le banche a tornare a fare il loro mestiere, ovvero a sostenere in particolar modo chi nel nostro territorio fa impresa. Al 31 marzo Padova è la provincia veneta col maggior numero di aziende in sofferenza, 2.500, seguita da vicino da Vicenza, Treviso e Verona. A Venezia invece le imprese in sofferenza sono proporzionalmente meno, 1.822, mentre le province meno interessate dal fenomeno in regione sono quelle meno popolate, come Rovigo con 746 aziende segnalate alla centrale rischi e 360 a Belluno. Andiamo a Venezia, ci occupiamo del Comitato Famiglie Veneziane rovinate dagli affitti turistici. Sentiamo assieme di che si tratta. Venezia sta lentamente tornando sotto assedio e in una città che per decenni ha barattato residenti per turisti fino a ridursi al minimo storico di abitanti, la nascita di Faverat, il comitato delle famiglie veneziane rovinate dagli affitti turistici, rappresenta sì una provocazione tra il serio e il faceto, ma anche una denuncia, lanciata da tutta la città insieme, il movimento che fa capo in Consiglio Comunale a Giovanni Andrea Martini. È un fatto importante quello di segnalare quanta difficoltà cominciano a subire coloro che vivono in condomini totalmente occupati o quasi da abitazioni turistiche, poveri condomini che devono fare i conti con le abitudini più strane dei turisti. Per aderire al Comitato Famiglie Veneziane rovinate dagli affitti turistici basta rispondere ad un sondaggio online, che sarà diffuso però anche in edicole e bar, e inviare racconti su come si convive con strutture ricettive nel proprio condominio. Tutto sarà poi raccolto in forma anonima in un volume pubblicato da una casa editrice nazionale. A Venezia, conclude Martini, continua a non esserci traccia di politiche per salvaguardare chi vive in città, nessun tentativo di introdurre controlli fiscali o di una detassazione per le affittanze residenziali, né tantomeno di maggiori fondi per ristrutturare e assegnare gli alloggi pubblici. È evidente che le case pubbliche ce ne sono di vuote, ce ne sono di assegnare e quello è un problema. Ma il problema ancora più pesante è proprio questo di case non assegnate, non affittate, vuote, di privati, di società gestite appunto da imprese o da privati che vengono affidate e affittate a turisti. Qualche minuto di pausa e poi torniamo in diretta.
Ben ritrovati in diretta Focus TG, una storia che arriva dal Trevigiano, da Arcade nello specifico, dove il comune ha indetto un concorso per un posto a tempo indeterminato. Hanno partecipato soltanto in 3. Se a 20 anni avessi avuto la possibilità di fare un concorso pubblico, l'avrei fatto per fare l'operaio. E invece ad Arcade, ai tempi nostri, succede l'esatto contrario. Al bando per un contratto a tempo indeterminato da operaio comunale, in scadenza il 27 settembre, hanno partecipato finora solo in 3. Una scarsissima adesione che ha fatto sbottare il sindaco Fabio Gazzabin. Cioè non trovo una motivazione valida per dire almeno ci provano. Dico, è un concorso per ingegnere nucleare, è chiaro che hai fatto una selezione e via, ma per fare l'operaio, sono a casa, sono in difficoltà magari economiche, ho una famiglia da aiutare, eccetera, provo. Un posto fisso da operaio, richiesta professionalità di base, nessun limite di età, 36 ore settimanali, 13 mensilità da 1.200 euro, 32 giorni di ferie. Il sospetto del sindaco è che più di qualcuno preferisca starsene a casa. Se io guardo le mie liste nel comune di Arcade, dove ci sono presenti persone che godono del reddito di cittadinanza, che conosco anche direttamente, e mi faccio delle domande, come sei sano, stai bene, perché non fai domanda per avere un lavoro a tempo, ripeto, indeterminato? Un'opportunità, ribadisce Gazzabin, non solo per i giovani, ma anche per chi ha superato gli ANTA. Mi riferisco sia ai ragazzi, ma specialmente a quelle categorie che per motivi del Covid, dell'azienda ha chiuso, eccetera, magari hanno appunto 50-55 anni, sono vecchi per l'industria, non riescono più a entrare, possono almeno partecipare. Do il beneficio, diciamo, a chi forse è stato distratto. Quindi adesso andremo a riproporlo e via. Beh, non si può assolutamente dar torto al sindaco di Arcade in questa circostanza specifica. Parliamo invece adesso di accoglienza di profughi afghani, almeno una trentina quelli che arriveranno in provincia di Vicenza. SOS Afghanistan. Con l'avvento dei talebani, chi si era impegnato a costruire un paese più moderno e democratico oggi cerca rifugio in Europa. L'Italia apre le porte. A Vicenza la prefettura gestisce l'accoglienza dei profughi, una trentina gli afghani già arrivati e distribuiti in tutto il Vicentino. Sappiamo che la prossima settimana dovrebbe essere in arrivo ancora qualche nucleo, forse abbiamo avuto un preannuncio di 3, forse diciamo un nucleo da 4 e altri 2 da 3, però non abbiamo ancora certezza di questo. Al momento abbiamo avuto la possibilità di dare risposte all'interno della rete direttamente gestita dalla prefettura, che è quella dei centri di accoglienza straordinaria, per intenderci quelli che già venivano utilizzati per l'accoglienza nell'ambito della seconda emergenza Nord Africa. I profughi afghani arrivati fino ad oggi sono famiglie che non vanno separate, quindi bisogna trovare spazi idonei per ospitarle dignitosamente. Ovviamente cerchiamo di fare un po' di attenzione, perché si tratta di target, essendo insomma nuclei familiari, anche peraltro insomma di livello medio-alto per intenderci. Cerchiamo di riuscire a mettere a disposizione degli appartamenti dedicati per singolo nucleo familiare, evitando parcellizzazioni o separazioni di nuclei per quello che sarà possibile. Insomma, servono appartamenti abbastanza capienti. Sono soluzioni che iniziano a scarseggiare, quindi la prefettura è pronta a chiedere aiuto ai sindaci. Certo, diciamo che la disponibilità diretta da parte della prefettura di ulteriori ambienti di questo genere comincia a limitarsi, e quindi pro futuro, se poi ci dovessero essere ulteriori arrivi, ovviamente dovremo cercare di attingere alle disponibilità che potranno mettere in campo le amministrazioni comunali come anche i privati. E peraltro nei momenti di incontro che abbiamo avuto con una serie di sindaci, devo dire che disponibilità ce ne sono state preannunciate. Poi vedremo in concretezza, però io credo che non ci dovrebbero essere problemi. Start-up e limitazioni alla registrazione diretta alla Camera di Commercio, se ne occupa il presidente di Union Camere Veneto. Le start-up sono, direi, motivo di sviluppo, di crescita in un paese come il nostro, dove la piccola impresa è la maggioranza dell'imprenditoria italiana. È motivo, direi, anche di sviluppo, perché c'è una sua creatività. Questi giovani, ovviamente, che vengono dalle università hanno delle idee nuove, quindi sviluppano le loro idee in queste imprese, che possono ovviamente poi svilupparsi in realtà produttive, in società molto formate. Noi abbiamo tanti esempi di piccole di start-up che sono partite
ditte che poi sono state acquisite magari da fondi oppure da grandi imprese proprio per la loro capacità. La digitalizzazione è diventata ormai un elemento essenziale dell'innovazione per le imprese. Ecco che le start-up diventano il valore aggiunto. Il presidente Pozza però esprime forte preoccupazione per quanto sta accadendo nelle commissioni di Camera e Senato sul futuro delle start-up nelle Camere di Commercio. C'è da parte dei notai un ricorso che in questo momento non permette la creazione delle start-up tramite le Camere di Commercio, con costi molto contenuti rispetto ai costi che potrebbero avere un notaio. Quindi io mi auguro che il governo, che sta predicando molto e promuovendo molto la digitalizzazione, faccia un passo indietro e riconosca anche e continui a riconoscere alle Camere di Commercio questa possibilità di iscrivere le imprese con solo costi di segreteria e soprattutto con una velocità, direi, perché quando tu vieni con la digitalizzazione, come si è detto prima, in pochi minuti si ha l'iscrizione di un'azienda, che ricordo, se l'iscrizione è fatta in Camera di Commercio, come si è fatta da un notaio. Solo che i costi sarebbero decisamente diversi, il che non è poco per un giovane che sta decidendo di entrare in questo mondo. Io ho dei casi, insomma, vedo quando vengono in iscrizione in Camera di Commercio, mi dicono sono stato da notaio, ma è venuto un preventivo molto importante. Qui da noi il diritto di segreteria sono qualche centinaia di euro e nulla di più, quindi è un servizio che lo Stato mette a disposizione e dovrebbe mantenere, altrimenti i nostri giorni scappano. Allora è inutile lamentare che vanno via all'estero, teniamoli qui, ma teniamoli qui proprio perché lo Stato ti permette di rimanere qui, altrimenti la mano destra non sa quello che fa la mano sinistra, predichiamo bene ma ragioniamo male e questo non va bene. Auto che corrono a una velocità inaudita lungo la strada provinciale altamente abitata, tra l'altro, e sono arrivate diverse segnalazioni alla nostra redazione. Belvedere di Tezze, strada provinciale via Sole, trafficatissima e le macchine sfrecciano ad una velocità spedita, incurante di residenti, ciclisti e pedoni. Una situazione che va avanti ormai da moltissimo tempo, da molti anni, e nessuno si è preso la responsabilità di fare qualcosa, porre un rimedio a questa situazione per evitare l'inevitabile. E pertanto ne abbiamo parlato con un residente della zona. Non è possibile che vieni fuori con la macchina e ti vengono addosso. Io sono stanco di questa roba. Quindi ci racconti un po', Dennis, da quant'è che persiste questa situazione? Questo è da tanti anni e adesso è sempre peggio. Questo è peggio dell'autostrada. Questo è peggio dell'autostrada. Cosa succede? Sorpasso in linea continua, l'altro tempo fa giro a sinistra, la macchina mi ha messo a passare a destra, mi ha passato a sinistra. E ci sono anche altri residenti? Cosa ne pensano gli altri? Non parlano, hanno paura di parlare. Come mai secondo lei? Non so, perché ho detto anche qua, ma qua ho avuto via, chi paura? Cioè dobbiamo fare queste robe qua. Pensiamo di una sempre peggio. Come ci conferma il residente, le macchine vanno a velocità spedita e nessun dispositivo di controllo della velocità o dossi sono stati messi affinché gli automobilisti e i conducenti dei mezzi pesanti possano rallentare. Lei che cosa chiede? Lei che cosa chiede? Chiedo che qua venga fuori qualcosa, devono fare qualcosa, perché veramente io mi sto stancando di questa roba, perché non fanno niente. Io sono stanco, ora prendo provvedimenti, vado in questura, vado dove devo andare a questo punto, perché veramente sono stanco. Andiamo a Padova, ci occupiamo delle bellissime statue, degli obelischi al Prato della Valle, perché continuano e si stanno ultimando i lavori di restauro. Un cerchio che si chiude, quello di Prato della Valle, e l'Isse, simbolo della cultura e cuore pulsante della città, elemento costitutivo dell'identità padovana, destinatario di un progetto strategico raggiunto dal 6° stralcio di interventi. Quindi chiudiamo il cerchio e chiudiamo in bellezza restaurando non solo tutte le statue del Prato, ma anche i due giganti, Dante e Giotto, le due statue che sono sotto la loggia Amulia. Direi che nell'anno dantesco e nell'anno del conseguimento del patrimonio UNESCO dell'umanità per i cicli pittorici del 300, direi che il cerchio si chiude molto bene. 9 statue numerate, più Giotto e Dante, 4 obelischi, 15 elementi che si apprestano al restyling per un investimento complessivo di 196.400 euro, coperti grazie al mecenatismo di 3 aziende del territorio che hanno coperto la cifra usufruendo dell'Art Bonus.
Per stilare le tappe del progetto esecutivo sono stati presi in considerazione i dati storici sugli interventi già effettuati ed è stata effettuata una campagna preliminare di indagini fisico-chimiche di controllo. Passaggi necessari per avere garanzia di successo nel restauro e di durata nel tempo. Prima di iniziare un intervento di restauro facciamo tutta una campagna di indagini. Successivamente vengono testati i prodotti direttamente sulla pietra, si aspetta di vedere qual è la reazione e alla fine di tutto il procedimento di restauro, che è abbastanza complesso perché comporta sia la pulizia quindi è anche il consolidamento dei degradi superficiali, facciamo un'ulteriore campagna di indagini per capire come reagiscono questi prodotti restauro sulla pietra. Nuove apparecchiature al reparto di pediatria dell'ospedale di Venezia. Veramente è il pediatra di famiglia. Questo sì, abbiamo scelto quello. Il reparto di pediatria dell'ospedale veneziano Santi Giovanni e Paolo ha ricevuto in donazione nuove apparecchiature all'avanguardia. Una bellissima iniziativa resa possibile grazie al fondo del sindaco Brugnaro che ha devoluto lo stipendio a questo tipo di iniziative, a Papa Renzo, una straordinaria onlus di Dr. Clown che anima il reparto di pediatria e ovviamente a questo straordinario reparto che cura e assiste i nostri piccoli cittadini. Quindi una bellissima alleanza che consentirà a questo reparto di avere nuove attrezzature per garantire una serie di servizi migliori e più veloci ai nostri cittadini più piccoli. Le attrezzature sono state donate dall'associazione Papa Renzo APS grazie al fondo di solidarietà del sindaco Brugnaro. Abbiamo organizzato qui il primo corso clown dottore, abbiamo formato 10 clown dottori che vengono periodicamente in pediatria ad alleviare le sofferenze dei bambini ospedalizzati. Abbiamo donato una sonda wireless che permette appunto di fare delle ecografie, c'è un ecografo wireless che permette di fare le ecografie anche al di fuori dell'ambulatorio e quindi spostarsi in pronto soccorso piuttosto che proprio a letto. E un misuratore di bilirubina e poi abbiamo acquistato dei monoflussimetri per i 6 pediatri di Venezia. La consegna è avvenuta proprio insieme ai ragazzi del Clown Dottori Venezia. Per noi questa è estremamente una giornata importante perché grazie ad una competizione portata avanti, ma una competizione costruttiva, noi abbiamo acquisito delle risorse e delle attrezzature importantissime che danno la possibilità ai bambini che vengono in questo ospedale di poter essere curati al meglio, ma soprattutto creano un feedback molto importante tra ospedale e territorio. A 100 anni dalla morte del pittore Noè Bordignon, Castelfranco Veneto e San Zenone degli Ezzelini celebrano l'artista con una grande mostra monografica. Taglio del nastro che inaugura ufficialmente la riscoperta di uno dei protagonisti dell'arte veneta, Noè Bordignon, con una monografica nei 2 comuni che segnano l'inizio e la fine della sua vita, Castelfranco Veneto e San Zenone degli Ezzelini. Inizialmente con le 2 sedi espositive, Casa Giorgione a Castelfranco Veneto e Villa Marini Rubelli a San Zenone degli Ezzelini, ma anche itineranti in tutti quei comuni dove Noè Bordignon ha lasciato il segno, dove ha lasciato delle opere veramente meravigliose, partendo ad esempio dal comune di San Zenone dove c'è il Giudizio Universale, una tra tutte, una delle opere magnifiche del Bordignon, e girando tutti gli altri comuni che sono coinvolti. È tra le province di Treviso e Vicenza che si snodano gli itinerari concepiti per svelare l'artista anche nella sua attività di frescante, per un evento che parla di ripresa all'insegna dell'arte. Porterà ricchezza sostanzialmente e darà ricchezza perché è una mostra di area vasta, coinvolge 13 enti locali, 2 province e quindi interprovinciale, e metterà a disposizione dei visitatori le bellezze e tutte le opere o tante opere di Noè Bordignon. Celebrazione del centenario che causa Covid è stata posticipata di 1 anno con le 60 opere che ripercorrono la carriera dell'artista. Grande interprete della vita popolare e straordinario pittore sacro, Bordignon ha saputo rappresentare lo spirito del tempo nel Veneto della seconda metà dell'Ottocento. Dai paesaggi alla dimensione intima e domestica della ritrattistica in cui rivivono radici e valori del territorio.
i suoi studi in accademia alla fine dell'Ottocento, il suo percorso a Roma come esito alla Mosca Cieca, il famosissimo dipinto delle gallerie dell'Accademia, e poi le bellissime scene veneziane e ancora più particolari le opere ambientate agli interni delle umili case di San Zenone e della campagna veneta. Assolutamente una mostra da non perdere. Questo era anche il nostro ultimo servizio. Ricordo gli appuntamenti di questa sera con l'informazione: 18:50 TG Bassano, 19:15 TG Vicenza. Grazie per essere stati e state in nostra compagnia. Una buona giornata. Arrivederci.